redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati puntualissimi col nostro telegiornale. Tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dai titoli. Fondi pubblici destinati alla manutenzione dei principali servizi per i cittadini di Reggio Calabria distratti e lucrati dalle cosche di 'ndrangheta grazie all'accordo fra politici e imprenditori collusi. 8 le persone arrestate, indagato anche l'ex presidente regionale Giuseppe Scopelliti. All'origine dell'omicidio Tersigni avvenuto a Crotone il 7 settembre scorso ci sarebbero contrasti sorti nel carcere di Cosenza fra 2 compagni di cella. Gli arrestati salgono a 5 dopo il completamento delle indagini. Il commissario lancia l'offensiva alla politica e piazza 429 assunzioni, ma molti già lavoravano da tempo. Intanto neanche una parola sui precari. Donati gli organi del giovane ucciso nell'agguato di Pisco Pio nella notte di venerdì, il trapianto effettuato all'Annunziata di Cosenza. Aveva convertito l'orto domestico in coltivazione di marijuana, finisce ai domiciliari un bracciante agricolo di Polistena. Ai militari ha detto di averlo fatto per sostenere alcune spese familiari. Don Francesco Mottola, presto beato, il Papa ha autorizzato la congregazione della Causa dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del sacerdote calabrese. Ancora buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di cronaca perché i fondi pubblici destinati alla manutenzione dei principali servizi per i cittadini di Reggio Calabria erano stati distratti e lucrati dalle cosche di 'ndrangheta grazie ad un accordo fra politica e imprenditoria collusa. 8 le persone arrestate, fra gli indagati c'è anche l'ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Un intero patrimonio dissipato fraudolentemente grazie ad un patto tra imprenditori e politici, e questa è l'ipotesi fatta dalla Procura Antimafia di Reggio Calabria in relazione alla bancarotta della Multiservizi, la partecipata comunale che si occupava della manutenzione di strade e spazi pubblici e della società Gestione Servizi Territoriale. Oggi la Guardia di Finanza, che si è mossa in Calabria ma anche in Campania, Toscana e Lombardia, ha eseguito 8 ordinanze di arresto ai domiciliari contro i presunti responsabili di un disegno criminoso volto a distrarre i fondi delle 2 società di cui erano amministratori. Oltre agli arrestati ci sono anche diversi indagati, tra i quali Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio ed ex presidente della Regione Calabria, già condannato per irregolarità nei bilanci del comune. La Multiservizi era già stata al centro di alcune inchieste ed era stato evidenziato come la 'ndrangheta si fosse infiltrata nella gestione diretta dell'azienda. Partendo dalla dichiarazione di fallimento della società Multiservizi, della società GST, che era a socio di minoranza privata della Multiservizi stessa, oggi si fa luce su quel meccanismo predatorio che era stato posto in essere e per cui una serie di soggetti privati che ricorrevano sempre gli stessi in veste diverse nella GST e nelle società che costituivano la GST stessa, quel meccanismo predatorio che ha consentito loro di predare le casse del comune per somme rilevantissime. Riscontrati danni per almeno 11 milioni di euro a causa di questa azione di continua truffa perpetrata ai danni del comune di Reggio Calabria grazie alla totale assenza di controlli. I finanzieri hanno anche eseguito sequestri di somme di denaro per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro. Ingenti sequestri patrimoniali disposti sempre dalla Procura per cercare di recuperare le somme che sono state distratte attraverso questo sofisticato meccanismo di frode. L'operazione di oggi, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di organico della Procura, era un atto dovuto alla città, ha detto Bombardieri. Questa è un'indagine che era dovuta alla città di Reggio Calabria, era dovuta ai cittadini di Reggio Calabria per far capire, per far comprendere, per dar loro conto, perché ai cittadini bisogna dare loro conto di come sono stati spesi i soldi destinati alla manutenzione delle strade, dell'illuminazione, della rete idrica.
E a proposito dell'inchiesta di oggi, questa che ha interessato la città di Reggio Calabria, l'avvocato Aldo Labate, difensore di Giuseppe Scopelliti, ha reso noto che domani depositerà un'istanza proprio nell'interesse dell'ex sindaco di Reggio ed ex presidente della Regione Calabria, il procuratore della Repubblica di Reggio Bombardieri, con la quale il mio assistito, ha detto poi il penalista, chiederà di essere interrogato sui fatti oggetto dell'ordinanza emessa in data odierna proprio in relazione alle vicende del fallimento della Multiservizi, ciò al fine di chiarire anche attraverso una copiosa documentazione, ha affermato ancora l'avvocato, l'estraneità del dottor Scopelliti rispetto ai fatti contestati. Ancora cronaca, un'inimicizia nata in una cella nel carcere di Cosenza nel 2012 alla base dell'omicidio di Giovanni Tersigni, ucciso nel centro storico di Crotone il 7 settembre scorso. Oggi altri 3 arresti dopo i 2 effettuati nei giorni successivi al delitto. Un mese nella stessa cella, nel carcere di Cosenza, una convivenza forzata che evidentemente è andata peggio del previsto, tanto da far nascere in un 29enne crotonese il desiderio di uccidere il compagno di cella una volta fuori dal penitenziario. Un progetto criminoso nato 7 anni fa e tenuto sopito fino al mese scorso, quando è stato attuato in modo brutale con l'aiuto di 4 complici. Così è morto Giovanni Tersigni, il 36enne ucciso in piazza Albani nel centro storico di Crotone nel tardo pomeriggio del 7 settembre scorso. Il movente è sicuramente riconducibile ad una situazione di attrito e di astio che c'era tra l'Oliverio e il Tersigni, maturata probabilmente durante il periodo di codetenzione che hanno avuto. Questo è un elemento che in qualche modo è emerso nel corso dell'attività investigativa e quindi fondato su alcuni fatti oggettivi. Sulle ragioni poi di questo astio non abbiamo al momento degli elementi che ci permettono di dire la ragione per cui vi fosse questo attrito. Da una prima sequenza visionata dagli investigatori della squadra mobile è partita la ricostruzione degli eventi. Nel video di pochi secondi si vede un uomo uscito da un portone lanciare una busta di plastica sul tetto di uno stabile. Quella busta, recuperata dalla polizia, conteneva una pistola, dei guanti in lattice e degli indumenti. Nelle ore successive al delitto vennero arrestati Paolo Cusato, riconosciuto nelle immagini, e Dimitar Todorov, un 22enne bulgaro collegato al Cusato, che nella sua abitazione deteneva più di 1 chilo di eroina. Ma le indagini sulla morte di Tersigni sono andate avanti attraverso l'ascolto delle persone informate sui fatti e l'analisi delle immagini riprese dalle telecamere attive in città. Ciò ha permesso di allargare la cerchia dei soggetti coinvolti e ricostruire i loro spostamenti nelle ore precedenti e successive all'agguato. Le persone che sono state a vario titolo coinvolte con specifici ruoli sono 5 in totale. Il Cusato, che ha avuto sicuramente quel ruolo determinante nella fase anche della fuga soprattutto, il Berlingeri Cosimo, che per noi è appunto il soggetto che materialmente ha sparato, l'Oliverio ricopre il ruolo di mandante, il Passalacqua è stato lì presente fisicamente, dopodiché c'è la figura di Todorov perché ha materialmente prelevato insieme con Oliverio accusato i soggetti che sono appunto venuti da Catanzaro a Crotone nella tarda mattinata e poi li ha riaccompagnati subito dopo l'omicidio a Catanzaro. In questo fotogramma si vedono Todorov, Cusato e 3 nuovi soggetti, Francesco Oliverio, il presunto mandante dell'omicidio, Cosimo Berlingeri, il presunto autore materiale, e Cosimo Damiano Passalacqua. Gli ultimi 2 giunti appositamente da Catanzaro per far parte del comando. Erano seduti in un bar del lungomare, poco prima dell'agguato mortale, un caffè e un selfie, prima di ammazzare Tersigni. Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di sanità con il commissario Cotticelli che ha autorizzato 429 assunzioni nelle aziende sanitarie ospedaliere della nostra regione, anche se non si tratta di nuovo personale, visto che molti dei 429 fra medici, infermieri e OS lavoravano già da tempo con contratti a tempo determinato. La notizia vera è questa. Nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza sono state ridotte le sedute in sala operatoria per mancanza di personale infermieristico. La notizia, un po' così, riportata con troppa enfasi, è rappresentata dai 429 nuovi assunti per aziende e ospedali calabresi, che in realtà non modifica e non aggiunge nulla. Si tratta, è giusto evidenziarlo, di assunzioni già programmate con i decreti firmati dall'ex commissario Scura e gran parte delle figure assegnate già lavorano. È vero che per alcuni il decreto Cotticelli consente di tramutare il proprio contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ma non copre le esigenze, più volte denunciate, di aziende
aziende ed ospedali. Per carità, serve ed è utile il passaggio deciso dal commissario, ma ci vuole ben altro per garantire una migliore risposta in termini di efficienza delle strutture sanitarie della Regione. Detto questo, è un po' triste constatare che per i precari non vi sia l'attenzione dovuta e che la legge approvata in Consiglio regionale, la salva precari per intenderci, non serve a nulla. È una dimostrazione di volontà politica, ma nei fatti non incide e non modifica il quadro generale. Allo Stato i precari non verranno assunti, almeno fino a quando il governo non deciderà di mettere le mani sulla cosiddetta legge speciale per la Calabria, nell'unico modo possibile, e cioè cassandola. Fino ad allora non si potrà fare niente per OS, infermieri e tecnici, con buona pace per gli ospedali che si vedranno costretti, come già accaduto, a rallentare e a volte cancellare servizi importanti per i cittadini. Donati gli organi del giovane ucciso nell'agguato di Piscopio nella notte di venerdì, il trapianto è stato effettuato all'Annunziata di Cosenza. In una sala operatoria dell'Annunziata di Cosenza si sono incrociati i destini di 3 vite. I trapianti hanno ridato speranza e qualità di vita a una donna di 58 anni e un giovane di 42. Gli organi espiantati nelle ore precedenti ad un ragazzo che ha perso la vita in un agguato. La morte violenta di Salvatore Battaglia, 21 anni, ferito gravemente nella sparatoria la scorsa settimana a Piscopio, frazione di Vibo Valentia. Il ragazzo è morto successivamente in ospedale all'Annunziata di Cosenza. L'equipe epatio-biliopancreatica diretta dal dottor Sebastiano Vaccarisi ha eseguito gli interventi. Dall'inizio dell'anno, in 9 mesi, sono 17 i trapianti di rene effettuati nel lab della città dei Bruzzi, numeri in crescita raddoppiati rispetto allo scorso anno. L'attività di trapianto, fa sapere l'azienda ospedaliera, impone la reperibilità continua dei chirurghi specialisti. L'iter prevede una lunga fase preparatoria, la valutazione degli organi e la preparazione dei reni, proseguendo con la seduta operatoria, la cui durata media è di 4-5 ore. Non ci sono solo i trapianti, ma anche attività complesse come quella effettuata nei giorni scorsi, un'operazione complicata su un paziente affetto da un tumore primitivo del fegato insorto su un organo malato per infezione da virus dell'epatite B. Il decorso post-operatorio, si precisa dall'ospedale, è stato regolare. Torniamo alla cronaca a Rossano Corigliano, dove 2 equipaggi del 118 hanno vissuto una brutta avventura. Vediamo di cosa si tratta. Un medico, un infermiere e 4 autisti soccorritori di 2 ambulanze del 118 sono stati presi in ostaggio dai parenti di una donna perché ritenuti responsabili della morte della paziente deceduta in seguito ad un arresto cardiaco. Davvero una brutta avventura avvenuta agli equipaggi di 2 ambulanze del 118 a Rossano Corigliano nella serata di ieri, ma la notizia è stata resa nota solo oggi, dopo essere intervenuti perché allertati per un arresto cardiocircolatorio. In 6 tra medico, infermiere e 4 autisti soccorritori sono stati presi in ostaggio dai parenti della vittima dopo che le manovre rianimatorie non hanno dato l'esito sperato. La postazione di emergenza territoriale, allertata per una persona in pericolo di vita, inizialmente in assenza di un'ambulanza con medico a bordo, ha mandato sul posto un mezzo con 2 autisti soccorritori. Subito dopo, però, non appena l'ambulanza con medico e infermiere si è riuscita a reperire, anche questi ultimi sono intervenuti. Ma purtroppo né l'intervento dei primi soccorritori né quello del medico sono riusciti a tenere in vita la paziente. I familiari, affranti dal dolore ed evidentemente convinti che vi fosse stata inefficienza, hanno allora letteralmente sequestrato i 2 equipaggi chiudendoli in casa. Solo grazie all'arrivo dei carabinieri gli operatori sanitari sono stati liberati. Adesso una notizia che arriva dal Catanzarese, dove la polizia ha fermato 2 persone di nazionalità ucraina, una di 39 e l'altra di 19 anni, accusate di essere gli scafisti dello sbarco che vi abbiamo raccontato ieri dei 75 migranti giunti all'alba sulla spiaggia di Sellia Marina, proprio nel Catanzarese. I 2 fermati erano stati notati dal personale dell'ufficio prevenzione generale della questura di Catanzaro mentre procedevano a piedi con fare sospetto lungo una strada
strada del quartiere Lido. Avevano 2 zaini contenenti alcuni documenti ancora bagnati, scarpe sporche di sabbia e 3 bandiere di cortesia per imbarcazioni di nazionalità turca, statunitense e greca, oltre ad un tablet e 3 cellulari. I 2 sospettati sono stati portati per i necessari accertamenti negli uffici della squadra mobile, poi sono state confermate le dichiarazioni concordanti con alcuni migranti, determinate anche da filmati contenuti nei cellulari di alcuni degli stessi migranti. Dalle indagini è emerso che il viaggio era cominciato da un porto della Turchia. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Nell'orto coltivava marijuana, una bracciante agricola di Polissena è stata arrestata e posta domiciliari dai carabinieri, rinvenute 41 piante di altezza variabile da 1 a 2 metri. La donna, una 46enne incensurata, ha ammesso le sue responsabilità. Ai carabinieri ha detto di aver convertito l'orto domestico in piantagione di marijuana per far fronte alle spese di famiglia. E un'altra piantagione di marijuana è stata rinvenuta dai carabinieri in Aspromonte, in località Rocce dell'Agonia. I militari hanno scoperto in un terreno demaniale privo di recinzione, occultata tra la fitta vegetazione, una piantagione costituita da circa 80 piante di canapa indiana. Aggredisce e perseguita l'ex fidanzata e la nuova compagna, disposto il divieto di avvicinamento per una donna di 37 anni residente nell'Interland cosentino. La misura cautelare è stata eseguita dalla polizia di Cosenza. La donna è indagata per stalking, seguiva e pedinava la coppia e in un'occasione ha danneggiato con un bastone di legno l'autovettura del suo ex. La squadra mobile della questura di Cosenza ha individuato una coppia che nelle ultime settimane aveva compiuto una serie di furti in città. Si tratta di un 32enne e della compagna, una 28enne, ritenuti gli autori di una serie di furti ai danni di strutture sportive in abitazione avvenute nelle città di Cosenza e Rende. Dalla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza di un tentato furto in una palestra, gli investigatori sono riusciti ad identificare gli autori, nonostante gli stessi avessero tentato di celare la propria identità con dei copricapo. 2 incidenti stradali nel Cosentino, il primo sulla statale 18 nei pressi di Acquapesa, coinvolte 4 auto e un camion, 2 feriti, un 45enne è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza, mentre l'altro ferito è stato trasportato al nosocomio di Paola. L'altro incidente si è verificato sulla statale 107 nei pressi dello svincolo per Saporito, coinvolte 2 auto e un furgoncino. Adesso la politica con l'intricato caso del braccio di ferro fra il presidente della regione Mario Oliverio e il commissario del Partito Democratico Stefano Graziano. Dopo l'assemblea dei circoli tenuta nei giorni scorsi a Catanzaro, la situazione resta complicata. Il consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea, ai microfoni del direttore Attilio Sabato, spiega che è in atto un tentativo di ricucitura all'interno del partito. Sentiamo. Qual è questa posizione che avete assunto? Della serie stiamo dentro il partito, quindi mettete, come dire, fuori gioco quelle che sono le ambizioni dell'uscente Oliverio? Perché uscente? Non mi pare che Mario Oliverio abbia fatto manifestazioni senza il simbolo del PD. Io ho visto, non ho partecipato a quella manifestazione perché non mi piace fare le scelte di campo quando ci sono 2 o 3 persone che litigano all'interno della stessa casa. Credo che sia più utile trovare la somma e far pace alle persone se fanno parte della stessa famiglia. Mario Oliverio a Catanzaro era sotto l'egida del Partito Democratico, non utilizzava il simbolo di un altro partito. Perché fu uscito da dove? Ma il commissario ha minacciato: non fate l'assemblea perché se no si ponete fuori dal partito. Mi pare che il commissario rappresenti il partito. Assolutamente sì, ma mi pare che l'assemblea si è tenuta e che Mario Oliverio non sia stato cacciato dal partito. C'è anche un documento di molti consiglieri regionali e diciamo persone importanti fra virgolette del partito che firmano contro quella manifestazione di Catanzaro. Noi quel documento non l'abbiamo firmato. La nostra è una posizione di ricucitura fra 2 mondi. Al centro sta il vero PD. Riteniamo che i cittadini che aderiscono a questo partito e che hanno aderito a questo partito poco gli importi del litigio di schierarsi come per Coppi e Bartali, per uno o per l'altro. Ai cittadini interessa che si affermi una linea politica di centrosinistra e che in qualche modo si ritorni a governare questa regione per come bene ha fatto Mario Oliverio fino adesso.
Lei è per un accordo con il Movimento 5 Stelle? Io assolutamente sono per un allargamento a chiunque abbia voglia di far decollare la nostra regione finalmente, e che non resti ad essere un peso per la nazione e l'Europa. Quindi sì, sono d'accordo ad un accordo con il Movimento 5 Stelle sulla falsariga di quello che è successo al nuovo governo Conte. Adesso a Montalto, dove un genitore ha segnalato disagi per i bimbi nelle mense scolastiche delle scuole dell'infanzia e primaria. Il sindaco rassicura e dice che il servizio sarà ripristinato nella prossima settimana. La mensa per i bimbi della scuola dell'infanzia e primaria a Montalto Fugo, in provincia di Cosenza, sarebbe inidonea e un genitore a denunciare quanto accade. Una lunga missiva in cui si evidenzia come l'attività della mensa sia completamente dissociata dai tempi della scuola. In particolare i pasti destinati ai piccoli verrebbero preparati la mattina alle 6 per essere consumati intorno alle 12, ossia si evidenzia 6 ore dopo. Il genitore punta l'indice anche sulle carenze igieniche. Nei bagni delle scuole non ci sarebbe né sapone né carta igienica. La conseguenza? Strane malattie batteriche dei bambini, una situazione che è lontana anni luce da altri luoghi d'Italia, in cui nelle scuole si introducono i tablet in ogni plesso scolastico per accedere al sistema online, dove prenotare il pasto in maniera che il personale potrà leggere costantemente l'andamento e la quadratura delle prenotazioni e preparare i pasti da produrre per plesso, per turno e per tipologia di utente, con indicazioni di diete speciali. Non solo i pasti, ma anche la stobiglieria riutilizzabile. Insomma, nel centro dell'area urbana cosentina i bambini mangiano la sbobba nella gavetta preparata 6 ore prima. La domanda del papà è perché l'amministrazione comunale non ha a cuore i piccoli concittadini e non migliora il servizio. Il sindaco Pietro Caracciolo rassicura: tra mercoledì e giovedì sarà ripristinato il servizio mensa. Periodicamente l'amministrazione comunale, fa sapere il Primo Cittadino, dà forniture alle scuole per quanto riguarda sapone e carta igienica, ma evidenzia infine: con l'autonomia scolastica sono i dirigenti ad occuparsi dei servizi interni ai plessi. Adesso la giornata dedicata all'accoglienza delle matricole all'Università della Calabria, iniziative del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza. Nel corso della manifestazione agli studenti sono state consegnate anche delle borracce con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo delle bottiglie di plastica usa e getta. Il Dipartimento di Economia e Statistica è il primo ad aderire alla campagna Plastic Free. Sono circa 240 gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea in economia e statistica dell'Università della Calabria. Per loro inizia un nuovo percorso tra timori ed entusiasmo. In occasione della settimana di avvio delle lezioni del nuovo anno accademico, nell'aula Caldora il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza ha organizzato un incontro di benvenuto alle matricole. Ad accogliere gli studenti Valeria Pupo, delegata all'orientamento del Dipartimento, il direttore del Dipartimento Maria De Paola, che nel corso dell'incontro ha parlato dell'opportunità e delle sfide dell'era digitale, e i coordinatori dei corsi di studio Rosanna Nisticò per economia e Pierfrancesco Perri per statistica. L'Università della Calabria si contraddistingue nel panorama degli atenei italiani proprio perché è un ateneo inclusivo. È quello che noi vogliamo immediatamente trasmettere loro, che il percorso che loro faranno, il percorso di studio, di maturazione, che non è soltanto maturazione dal punto di vista neozionistico e delle competenze, delle conoscenze che andranno ad acquisire, ma è anche questa università una palestra di vita, di rapporti, di relazioni sociali, e quello che vogliamo trasmettere appunto è questo senso di comunità. Il Dipartimento inoltre ha aderito alla campagna Plastic Free e nel corso dell'iniziativa ha regalato agli iscritti ai corsi di laurea in economia e statistica delle borracce con l'obiettivo di ridurre l'uso della plastica usa e getta. Siamo tra i primi dipartimenti che stiamo aderendo all'iniziativa e ci proponiamo di attuare anche altre iniziative in tal senso. Oggi
vuole essere proprio la prima di una serie di iniziative che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare, ma soprattutto aumentare la consapevolezza dei ragazzi sulle tematiche ambientali, sul contributo che ciascuno di noi può dare per ridurre il nostro impatto ambientale. Adesso la Calabria, dopo Suor Elena Aiello e Francesco Maria Greco, ha un nuovo beato, e Don Francesco Mottola, sacerdote di Tropea. La notizia Campane a festa questa mattina nella cittadina del Vibonese. Papa Francesco ha firmato il decreto dopo il riconoscimento di un miracolo, cioè la guarigione di un ragazzo. Ai nostri microfoni il postulatore Don Enzo Gabrieli. Don Enzo Gabriele, postulatore della causa di Don Mottola. Don Francesco Mottola, sacerdote di Tropea, da oggi è beato. Il Papa ha firmato il decreto. Sì, è veramente un momento di gioia, penso per tutta la Calabria e per tutti i sacerdoti, prima di tutto perché rappresenta tutto quel lavoro silenzioso dei parroci che per tutto il Novecento e adesso nel terzo millennio cristiano fanno nella parrocchia, a contatto con la gente, soprattutto con la povera gente. Ma la particolarità di Don Mottola, che a noi sacerdoti, a noi cristiani calabresi viene messa in evidenza, che poi l'attualità del suo messaggio è che ha fatto sintesi tra contemplazione e azione. Vogliamo anche ricordare che le spoglie di Don Mottola si trovano nella cattedrale di Tropea. Sì, stamattina infatti le campane della cattedrale di Tropea hanno suonato a distesa. Lui riposa da un po' di anni nella cattedrale di Tropea, da quando è stato dichiarato venerabile, è meta di pellegrinaggi il suo sepolcro. Adesso si preparerà per la beatificazione che vivremo, speriamo, nella prossima primavera. Adesso dipenderà dalla Congregazione dei Santi stabilire la data. Qual è stato l'evento prodigioso che ha fatto sì che Don Mottola appunto diventasse beato? È stato un evento che ha riguardato un sacerdote in formazione, era seminarista quando stava male, aveva un problema serio alla vescica, e ricorreva ad autocateterismi in ospedale continuamente, poi sono subentrate una sorta di pacemaker che doveva muovere la vescica, veramente una situazione molto difficile. Questo ragazzo è stato immediatamente guarito in maniera completa, definitiva e immediata. E la Chiesa ha indagato su questo miracolo, i medici, i teologi hanno fatto un grande studio e devo dire che all'unanimità, proprio per la particolarità di questo evento, le commissioni preposte si sono pronunciate favorevolmente e immediatamente. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Dopo un lungo periodo di tempo decisamente mite e stabile, di stampo quindi quasi estivo, l'arrivo di una perturbazione nord-atlantica causerà da giovedì un peggioramento delle condizioni meteorologiche ed un progressivo calo delle temperature che ritorneranno in linea con le medie stagionali e nei prossimi giorni anche leggermente al di sotto. Domani al mattino insisterà una debole, a tratti moderata instabilità, in particolare sulla Calabria centro-meridionale. Nel corso della giornata deciso miglioramento a partire dal Cosentino, in estensione sul resto della regione. Temperature in ulteriore diminuzione. Passiamo ai mari e ai venti. Domani mosso il Mar Tirreno con venti di direzione settentrionale, molto mosso il Mar Ionio con venti moderati dei quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.